Oggi l'incontro con i giovani colleghi tratta un tema fondamentale per noi architetti, cioè il restauro architettonico. Io oggi affronterò il tema dei beni culturali ecclesiastici che sono presenti in maniera forte nel nostro territorio. I temi trattati oggi saranno quelli della conoscenza del fabbricato, il restauro architettonico e la valorizzazione. Inoltre, oggi lanceremo il progetto Restauri Aperti in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, in maniera tale da dare, la possibilità sia ai colleghi che ai cittadini di poter fruire del monumento nella sua interezza. L'incontro di oggi verterà sul tema del restauro dei monumenti e di come si affronta un progetto di restauro, soprattutto il cantiere della conoscenza, che è quella fase preliminare che in qualche modo racconta ciò di cui soffre il monumento per poi poter intervenire in maniera corretta. La parte conclusiva sarà invece dedicata alla manutenzione dei monumenti affinché appunto il progetto e l'esecuzione dello stesso possa in qualche modo garantire una lunga vita ed evitare ai monumenti il trauma, di un intervento consistente. Permettetemi di ringraziare per l'invito per questa esperienza i colleghi e amici Rino Lamendola, Presidente dell'Ordine, e Piero Fiaccabrino. Ritengo questa iniziativa davvero lodevole, sia perché è un bel gesto dei colleghi più grandi che in qualche modo tendono la mano ai giovani, alle giovani leve,